Cominciare. Tanto vi ringrazio per la numerosa e qualificata presenza. Non nascondo una sottile emozione e anche comunque un orgoglio per avere qui presente questa sera il generale Mario Mori, che ringrazio, il colonnello De Donno, Giuseppe, perché veramente penso che per una comunità come la nostra poter avere due personalità così illustri che hanno più che attraversato, vissuto la storia del nostro paese per oltre 50 anni, sia veramente un orgoglio. Come vi dicevo, vi ringrazio per la numerosa e qualificata presenza. Ringrazio tutte le persone che sono qui, ma in particolare il questore Paolo Sartori, il tenente Giacomo Chiementi, accompagnato da un collega, anche lui tenente, che però mi scuso ma non mi ricordo il nome, il colonnello Giuliani, e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Alessandro Moscatelli, il nostro dirigente scolastico, il dottor Turetta Giuseppe e il sindaco visto di Barbarano, Cristiano Pretto, e spero di non aver dimenticato nessuno. Questi erano i nomi che mi erano stati indicati fra le autorità presenti. E si scusano perché hanno avuto un contrattempo il consigliere Marco Zecchinato e in particolare ci teneva molto ad esserci anche il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che per uno di quegli inconvenienti che sono molto frequenti in questo periodo, quindi il risultato positivo, e all'ultimo minuto non è potuto essere presente. Comunque, vista appunto l'importanza che dava l'evento e la volontà che aveva fino a ieri di esserci, ha mandato un suo saluto che l'assessore Rizzo leggerà ora a tutti voi. Egregio signor Sindaco Andrea Nardin, Sindaco del Comune di Montegalda, egregio signor Ciro Piccoli, Sindaco del Comune di Montegaldella. Carissimi sindaci, è stato un onore per me ricevere il vostro invito ed essere con voi. Un onore e un piacere particolare dettati dalla soddisfazione di chi vede amministrazioni comunali e soggetti pubblici e privati impegnati nel diffondere la cultura della legalità, commemorando le vittime della mafia, dando spazio e parola a chi le mafie le ha combattute sul campo. Purtroppo, come forse sarà noto, in questi giorni sono costretto all'isolamento a causa della positività al Covid-19, ma vi chiedo gentilmente di portare il mio saluto a tutti i singoli partecipanti a questa serata, a partire dal generale Mario Mori e dal colonnello Giuseppe De Donno, che vi prego di ringraziare non solo per la loro presenza, ma anche e soprattutto per il grande lavoro svolto. Non posso qui dimenticare il sacrificio di tanti servitori dello Stato, tantissimi carabinieri e uomini e donne delle forze dell'ordine assassinati perché difendevano la legalità e lo Stato di diritto, la nostra democrazia e il vivere civile. Le vittime della mafia non hanno bisogno di ciclopici funerali o di grandi eventi, ma di memoria consapevole, di cultura della legalità, rispetto verso chi ogni giorno si impegna affinché si avveri la profezia di Giovanni Falcone che ci insegnò che le mafie non sono invincibili, prima o poi verranno sconfitte. Vorrei che rileggessimo spesso quella poesia di Alda Merini, grande poetessa, scrisse dedicandola proprio a Giovanni Falcone, che immagino molti conoscano. La mafia sbanda, la mafia scolora, la mafia scommette, la mafia giura che l'esistenza non esiste, che la cultura non c'è, che l'uomo non è amico dell'uomo. La mafia è il cavallo nero dell'Apocalisse che porta in sella un relitto mortale. La mafia accusa i suoi morti. La mafia li commemora con ciclopici funerali. Così è stato per te, Giovanni, trasportato a braccia da quelli che ti avevano ucciso. Versi duri su cui dobbiamo riflettere. Tornano alla mente le parole della giovane vedova di Vito Schifani, agente di scorta assassinato nella strage di Capaci. La signora Rosaria, che al funerale di Falcone del marito, della Morvillo e degli altri agenti della scorta, parlando dei mafiosi, disse: «Io vi perdono.
Però vi dovete mettere in ginocchio se avete il coraggio di cambiare, ma loro non cambiano, loro non vogliono cambiare. Aveva ragione la signora Rosaria, bisogna avere il coraggio di cambiare. La mafia è vile, non ha coraggio. Per questo siamo qui oggi, per dire grazie a chi ci ha insegnato e chi ci insegna il coraggio, quel coraggio che prevale sempre sulla viltà. Lezione questa ancora oggi importante in giorni amari, quando l'Europa è scossa da una guerra che semina macerie, lutti e dolore. Non diversamente dalle macerie, non solo materiali, dai lutti e dal sangue che le mafie lasciano dietro di sé. Nel suo ultimo discorso ai gruppi parlamentari della DC il 28 febbraio del 1978, cioè pochi giorni prima di essere rapito dalle Brigate Rosse, Aldo Moro disse: se fosse possibile dire saltiamo questo tempo e andiamo direttamente a questo domani, credo che tutti accetteremo di farlo. Ma, cari amici, non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di vivere il tempo che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà. Camminiamo insieme perché l'avvenire avvenga in larga misura ancora a noi. Ecco allora, camminiamo insieme con tutto il coraggio necessario, non solo per affrontare questi giorni amari, ma anche per vincere la sfida contro le mafie. Ancora un caloroso saluto, complimenti per questa iniziativa e grazie a tutti coloro che saranno presenti. Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Ringrazio l'assessore Rizzo per aver condiviso questo pensiero del nostro Presidente del Consiglio regionale e allungo la lista dei ringraziamenti perché, come avevo ipotizzato, sono scordato di ringraziare il Comune di Montegaldella, qui rappresentato dal Vice Sindaco Perilongo, che ha con noi organizzato questa serata, e l'Associazione Carabinieri in Congedo, che vedo rappresentata con numerosi suoi carabinieri appunto qui questa sera, quindi ringrazio anche loro per la serata. Quello che mi sono riproposto io come facilitatore, come sindaco che accoglie un'autorità così importante qui questa sera, è l'obiettivo di poter veramente condividere quelli che sono stati alcuni dei passaggi che il generale Moro e il colonnello De Donno hanno visto della storia del nostro paese e in particolare mi piacerebbe, da piccola istituzione quale anch'io sono, mi sento servo dello Stato, capire da una grande istituzione, quelle con la I maiuscola, quale invece loro sono stati, alcune lezioni di vita magari da poter tramandare anche ai nostri giovani, per poter riuscire a capire come far passare la loro sensibilità anche alle nuove generazioni. E quindi vorrei con loro ripercorrere la storia del nostro paese, anche condividendo alcune immagini che voi vedrete sullo schermo alle mie spalle. Tutto questo palco che abbiamo qui davanti serve perché la diretta di questa serata viene trasmessa anche in streaming alle numerose persone che di solito seguono i nostri eventi, quindi microfono, monitor e così via, che rendono un po' più difficile il dialogo, però sono necessari per le persone che sono a casa. Partirei con un primo stimolo, una prima domanda al generale relativa a un evento di cui anche il Presidente del Consiglio regionale faceva riferimento, quindi la vicenda Moro, che lei da giovane capitano si è trovato a vivere in prima persona quando è arrivato a Roma. Partito da Postumia, un territorio che ora è sloveno, non è neanche più italiano. Lei, dopo l'accademia, si ritrova a Roma in uno dei momenti più importanti della nostra storia. A me in particolare ha colpito il fatto che quando hanno aperto il portellone posteriore di quella 1 rossa, di quella R4 rossa, lei c'era, e vorrei che magari se condividesse con noi quei momenti, ci raccontasse chi era presente, qual è stata la sua sensazione, perché semplicemente a leggerla a me è rimasta impressa. Lei che l'ha vissuta in prima persona, penso che le emozioni saranno ancora più forti. Buonasera a tutti e grazie per le parole
di stima che avete rivolto nei miei confronti di Giuseppe Del Donno e passo subito a parlare di quella prima vicenda. Io quel giorno ero già capitano, quindi avevo un minimo di esperienza, ce l'avevo, ma direi che quel giorno ho capito cos'erano le istituzioni e chi le rappresentava. Tra le persone che sono rappresentate in quella fotografia non c'è Francesco Cossiga, prefetto il questore De Francesco, manca il senatore Pecchioli. Per chi non lo sapesse, in quel momento Francesco Cossiga era ministro dell'Interno e il senatore Pecchioli, Ugo Pecchioli, era il cosiddetto ministro degli interni ombra, cioè della struttura del PC. Ma in quel momento io ho capito che erano due uomini delle istituzioni che assolvevano lo stesso compito, quello di tutela delle istituzioni stesse e dello Stato. Hanno assunto la gestione di questa vicenda drammatica con i due caratteri completamente diversi. Cossiga era un emotivo, infatti dopo che fu riconosciuto il cadavere di Moro si allontanò, si appoggiò al muro di Palazzo Antici, che chi conosce la zona è adiacente, e si mise a piangere. Pecchioli invece rimase impassibile e sovrintese lui praticamente alla gestione di quei momenti tragici. Per me è stata una grande lezione, perché ho capito cosa bisogna essere in certi momenti dove non c'è più l'uomo di parte o anche il funzionario di una determinata istituzione, ma c'è solo l'uomo delle istituzioni. Poi ho conosciuto entrambi bene e ho avuto la conferma che avevo di fronte a due personaggi veri. In quel momento si è molto dibattuto, anche poi nei momenti successivi, sulla necessità, possibilità, opportunità di trattare. E io, dovendo affrontare quotidianamente anche la necessità di capire fino a che punto si può trattare, volevo chiedere a lei, che ha vissuto quella vicenda in prima persona, ma tante altre anche successivamente, non tanto in quella vicenda, ma qual è il confine fra cui eventualmente, se c'è, perché uno potrebbe anche, cioè, no, assolutamente non c'è nessun confine tra il momento in cui si può arrivare comunque a trattare o il momento in cui bisogna che la legge, la storia segua il suo corso. Era possibile in qualche modo salvare Moro? La trattativa in qualsiasi tipo di attività è sempre auspicabile e talvolta possibile. Nella fattispecie ci troviamo di fronte a un caso, a mio avviso, un po' anomalo. Non era l'attacco a una persona. Colpendo Aldo Moro, le Brigate Rosse avevano attaccato lo Stato italiano. Ma prima di Aldo Moro erano morte altre tante persone delle istituzioni. Io penso che chi doveva decidere non poteva tener conto che oltre a Moro c'erano tante persone che erano già morte, tante famiglie che non avrebbero consentito un atteggiamento diverso. Per cui era per me scontato l'atteggiamento molto serio, molto determinato. E quindi è stata la soluzione. In quella vicenda lì, in quel contesto, in quel momento particolare, forse non era possibile trattare. Poi, sempre riguardo a questa vicenda, anche questo è un passaggio molto particolare che mi ha fatto molto riflettere. Io magari lo esprimo male, però lei sicuramente poi saprà riportarlo meglio. Lei dice: era la naturale conseguenza di un percorso che lo Stato era stato fatto, che aveva fatto, non dico ce lo siamo quasi meritati, però insomma doveva andare così perché... Doveva andare così perché lo Stato, le istituzioni dello Stato avevano ceduto da troppo tempo su una serie di progressive azioni di dimensioni sempre maggiori che le organizzazioni terroristiche di destra e di sinistra avevano fatto.
E per contro lo Stato non aveva opposto un disegno di contrasto serio, equilibrato, fondato su determinati punti. Si viveva la giornata. Io mi ricordo proprio il questore Francesco. Il questore Francesco e il generale Fiorletta, che era comandante della brigata. Quando succedono questi fatti qua, c'era sempre il questore più giovane di noi, ma forse lo capirà. Ti chiamavano e dicevano, tanto per iniziare cominciamo con 10 perquisizioni a destra e 10 a sinistra. E quando uno ti diceva così, lo guardavi e dicevi, figlio mio, non hai capito proprio nulla. Perché questo era l'approccio non solo del politico, che tutto sommato è giustificato, perché non è detto che deve essere un esperto, un tecnico, ma te lo dicevano anche il questore e il generale dei carabinieri, che teoricamente dovevano saperne di più. Quindi c'era un approccio alla problematica superficiale, come se prima fosse un fenomeno che prima o dopo si sarebbe esaurito. 4 ragazzacci più o meno abituati a vivere in un certo modo, che poi finiva lì. Il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro ha messo l'Italia di fronte alla realtà. Si è capito allora cosa veramente... E infatti subito dopo sono cominciate le leggi che hanno indirizzato e le forze di polizia e la struttura dello Stato tutto a contrastare il fenomeno in maniera compiuta e corretta. Tant'è che il passaggio successivo è anche il cambiamento della metodologia investigativa di indagine con dei provvedimenti, come ha detto lei, diversi rispetto al passato. In cosa è cambiato la metodologia investigativa, l'organizzazione dello Stato tra il prima e il dopo di questo, che mi sembra di capire è stato uno spartiacque? Sì, certamente è stato uno spartiacque. Io posso parlare delle problematiche mie di ufficiali di polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria era quella in prima linea nel contrasto. Noi negli anni, fine anni 60, primi anni 70, praticamente avevamo le stesse tecniche investigative, variate veramente di poco, di quelle che erano quelle dell'anteguerra. Non c'era molta differenza, veramente. Anche perché forse le nostre strutture di comando a altissimo livello venivano ancora da quelle esperienze e da quelle vicende. Per quanto riguarda noi, l'innovazione fu creare, questo lo devo, almeno per quanto ci riguarda noi, all'opera di Dalla Chiesa, mentre per esempio nella forza di polizia ci sono state altre che hanno tentato veramente di riformare. Noi ci strutturammo con un piccolo reparto che partiva studiando prima l'avversario, cercando di capire come ragionava, come si esprimeva e poi lo si affrontava sul terreno. Cioè, questo ce lo siamo potuti permettere perché c'era una forza di polizia, la Polizia di Stato, l'Arma Territoriale, che tutto sommato era in grado di fronteggiare il primo impatto. Noi ci siamo costituiti progressivamente una cultura e abbiamo un po' innovato la tecnica di polizia giudiziaria. La nostra tecnica prevedeva, era molto semplice nella sua enunciazione, molto difficile nella sua realizzazione pratica. Ho individuato uno che ritengo che sia delle Brigate Rosse o dei NAR o di un'altra struttura, benissimo. Da quel momento per noi quella è la gallina dalle uova d'oro. No, bisogna cercare addirittura se sta male fisicamente gli mandiamo il medico, perché per noi è il toccasana, perché dove tocca bene per noi. Questo era il concetto base. E poi l'altro concetto era il fatto che dice, vabbè, questo siamo sicuri delle Brigate Rosse, si doveva arrestare. No, se andava alla magistrata non l'arrestiamo, perché se arrestiamo lui torniamo punto a capo, al punto di partenza, non abbiamo più un legame con l'organizzazione. E così di passo in passo si arrivava. Questo era il sistema che abbiamo adottato. Noi, mi ricordo la prima operazione che abbiamo fatto a Roma, l'abbiamo fatta prima in altre zone, ma a Roma la portammo avanti per 4-5 mesi da un primo individuo sicuramente appartenente alle Brigate Rosse
arrivavamo dopo 5 mesi a restarne 34. Trovammo dei magistrati molto illuminati che ci consentirono di andare avanti, fummo fortunati, e quando intervenimmo però ne prendemmo 34, noi ne conoscevamo esattamente 39, 5 ce li lasciammo perché se apprendevamo tutti, ricominciavamo ancora da capo. Questo era il concetto base, su cui poi si è innestata la tecnica del ROS, la definii io, si basava su questo, e noi applicammo la stessa tecnica anche nella lotta alla criminalità organizzata, perché vale per tutta questa tecnica. Ci vuole solo della gente in gamba per farla. Direi di far parlare anche il colonnello De Donno, se no Certo, si sente isolato, si sente trascurato, visto che è venuto anche lui da Roma fino a Montegalda. Si addormenta, no. Anche perché a Villa Faregini ha trovato già un ambiente molto favorevole, accogliente, frizzante, quindi cerchiamo di coinvolgerlo in questa serata. E visto il vostro rapporto che si percepisce così forte, come in tutte le vicende umane, penso sia piacevole anche raccontare come vi siete conosciuti. Buonasera intanto e grazie per l'invito. Io ho conosciuto il colonnello Mori all'epoca, il colonnello Mori a Palermo. Avevo terminato la scuola ufficiali e quindi chiesi di essere destinato a Palermo, e in quello stesso anno, quindi parliamo del 1987, il colonnello era arrivato al comando del gruppo Palermo I. Io incontrai il colonnello in aula bunker perché ero addetto alla gestione dei servizi di sicurezza all'interno dell'aula bunker durante il maxi processo. Di lì questo contingente di carabinieri dipendeva dal gruppo, quindi i rapporti col colonnello si intensificarono, si crearono a volte quelle chimiche particolari. Adesso ecco, è difficile spiegarlo e raccontarlo qui, non perché il signor generale è presente, questa è una foto di quando eravamo a Palermo tanti anni fa. Il generale già all'epoca a Palermo, ma non solo a Palermo, ma un po' nell'Arma, era una sorta di mito, nel senso che era stato il braccio destro del generale Della Chiesa, ha avuto un'esperienza operativa prima nei servizi militari, era stato uno degli artefici della lotta al terrorismo insieme con un altro piccolo gruppo di ufficiali scelti dal generale. Quindi quando venne a Palermo, diciamo così, portò in un ambiente un po' stantio, un po' fermo, un po' così invecchiato, una ventata di novità. Ci incontrammo lì, io poi dal battaglione passai alla compagnia di Bagheria, da Bagheria l'anno dopo alla sezione omicidi al gruppo di Palermo, e poi dopo 3 anni lì, periodo nel quale lavorammo intensamente con il dottor Falcone, il 3 dicembre del 90 nacque il ROS, e di lì siamo rimasti insieme per altri 11 anni. Non so, qui c'è un fratello, una sorella di un mio collega di accademia che ha lavorato col generale a Palermo. Dentro la struttura del raggruppamento, tutti di noi, per un problema di operatività, soprattutto per il problema durante i servizi di OCP, di pedinamento, per parlare via radio, ognuno di noi ha un nome di battaglia per non essere identificati e quindi mantenere un certo grado di riservatezza. Nome di battaglia che in genere viene dato a ognuno di noi dai colleghi che, sulla base di alcune caratteristiche, di un episodio, di un qualcosa, danno questa caratterizzazione. Il nome che noi avevamo dato al generale era unico, il che già fa capire un po' qual è l'aspetto, perché oltre a una rigidità giusta della vita militare, insomma, della gestione del comando, il generale, più che essere, era il comandante, cioè per noi era
la persona che ti affiancava nell'attività quotidiana. C'è gente qui in uniforme, quindi il signor Questore lo sa benissimo. Non è sempre così scontato tutto questo. Molto spesso i comandanti, o perlomeno i superiori, ci sono finché tutto va bene. Quando le cose poi vanno male, molto spesso non ci sono più. Ecco, il generale era il comandante che c'era sempre, che tu sapevi che stava lì quando andava bene e quando andava male. E questo crea quel legame così particolare, così difficile da spiegare, che rende poi un reparto come il Rosso un reparto speciale, perché si crea un clima di assoluta fiducia, stima tra le persone che ne fanno parte, per cui si possono poi fare cose che a volte insomma possono avere dell'incredibile, ma che poi si fanno con persone normalissime. Tale unico, non ho trovato il suo colonnello. Grande. Non capisco perché. All'epoca, come si vede dalla foto, ero molto più magro, quindi mi si riconoscevano idee delle grandi idee, indubbiamente. Che però ci hanno portato poi un sacco di grandi guai, quindi forse non tutti hanno sentito, il generale ha detto perché aveva delle grandi idee, delle grandi visioni. Sì, è vero. Quindi questo era il suo soprannome. E una cosa anche particolare che è bello così condividere con le persone, perché poi noi chiacchieriamo qui tranquillamente, ma abbiamo parlato del sequestro Moro, ritrovamento Moro, Cossiga, ministro dell'Interno, cioè la storia del nostro paese e il passaggio a Bagaria, la compagnia di Bagaria. Forse così è bello citare a chi ha dato il cambio a Bagaria. Il mio predecessore era quello che è noto come capitano ultimo, capitano De Carico, un mio anziano di Nunziatella. Lui era prima di me a Bagheria e, come tutti sanno, ultimo è quello che fisicamente ha catturato Totò-Riina, quindi io l'ho sostituito, lui andò a Milano al nucleo operativo e lì realizzò la prima grande indagine sulla criminalità al nord, la dottoressa Boccassini, quella che è conosciuta come Duomo Connection. Poi, quando nacque il ROS nel 90, lui fu trasferito a ROS, e quando purtroppo poi ci furono le stragi, a lui fu assegnato dal generale il compito di mettere fine alla latitanza dai grandi latitanti dell'epoca. Leggo un passaggio delle note caratteristiche che di solito quando si fa il servizio militare si fanno. Le mie non erano certamente queste, anzi, però qualcuno ha scritto. Sì, non avevano le grandi note caratteristiche. Quando ho fatto i vespri siciliani è andata così. Comunque ho sempre cercato di fare il meglio. Non era per problemi di disciplina, o forse anch'io avevo delle grandi idee e non sempre erano viste positivamente. In particolare in riferimento a quelli che erano i soldati di cui avevo la responsabilità, e quindi il mio tentativo di tutelare la loro salute psicofisica a scapito degli ordini non sempre era stato visto bene, e quindi le mie note erano un po' diverse da queste, in cui veniva scritto: ufficiale molto serio, molto riflessivo, molto responsabile, ha dato una nuova conferma di un patrimonio brillante di qualità intellettuali, morali, militari e di carattere, nel particolare dedicato incarico della lotta frontale all'eversione. Ha attinto a piene mani alla sua esperienza ed alla sua qualificata preparazione tecnico-professionale per condurre un'azione penetrante, responsabile, generosa, per offrire una collaborazione permeata di entusiasmo, di spirito di sacrificio e per garantire contatto ed efficacia, relazioni proficue con organi paralleli e con la stessa autorità giudiziaria. Gli esprimo la mia gratitudine, rendimento pieno e sicuro. Lascio al generale dire chi scrisse queste parole e magari descrivere anche un po' questa persona al quale noi come Montegaldesi, nella precedente amministrazione del sindaco qui presente Lotto,
abbiamo avuto l'onore di intitolare una piazza. Beh, tra le qualità del generale Dalla Chiesa c'era anche quella di saper scrivere bene. Dalla Chiesa era un personaggio fuori dalla norma, nei pregi e nei difetti, perché non era facile starci assieme. Però era un uomo di grande determinazione, di assoluta dedizione al servizio. Vi racconto questo, vi dà l'idea di chi è il generale della Chiesa. Noi io ero a Torino nel gruppo dalla Chiesa, la mattina arriva dalla Chiesa, chiama me e un altro, voi due venite con me. Usciamo, ci mettiamo in macchina. Sapete perché ho preso voi due? No, perché oggi siete gli unici che hanno la cravatta e siccome oggi è il 30° della morte di mia moglie, voi mi farete compagnia in chiesa. Arriviamo a questa chiesa di Torino, lunga, un freddo, ci mettiamo là, eravamo solo noi in questa chiesa, arriva il prete e comincia. A un certo punto arriva un nostro sottufficiale, mi sussurra qualche cosa all'orecchio, dice va bene, generale che sta un po' lì, poi dice cosa voleva? No, niente. Sta un altro po' lì. Cosa voleva? Hanno preso Patrizio Pecci. Allora fa un attimo così, beh, la povera Dora capirò. E se non mi ha fregato nulla della cerimonia. Questo era l'uomo. E era un uomo con un eloquio molto proprio bello, di grande fascino. Tutte le nostre donne, fidanzate, mogli erano tutte innamorate del generale. Però vi assicuro che era pesante lavorarci tutti i giorni, perché era un trapano, veramente ogni tanto poi c'era qualcuno che scattava, anche io uno di quelli, però lui da noi se la faceva prendere, si faceva pure alzare la voce da noi. Comunque un grande personaggio. Con quello che si può dire chiedo al colonnello De Donno, perché parlando di grandi personaggi e quindi il generale Mori col generale della Chiesa, il colonnello De Donno col generale Mori, no? In particolare mi interessa capire un aspetto, no? Che poi può racchiudere questo, perché traspare anche un po' dalle parole del generale Mori mentre parla della loro superiore generale della Chiesa, no? E che io posso anche testimoniare in prima persona. Il generale Mori qui presente è sicuramente una figura fisicamente minuta, e io l'ho visto prima arrivare quando eravamo qui nel sottoportico e sicuramente non era una persona che si faceva largo fra le folle, no? Però sono le folle che lo lasciano passare, no? E quindi volevo capire dal colonnello De Donno cosa fa di questo generale Mario Mori qui presente questa sera, questa grande figura, perché posso assicurarvi che stando qui a fianco si percepisce un grande carisma, una grande personalità che contrasta un po' con la sua fisicità, però veramente è un qualcosa di, come diceva prima il colonnello, che si percepisce, quindi da una persona che ha avuto l'onore di collaborare con lui. Cosa fa la grandezza di questo generale, di questa persona? Risposta complessa. Io sono stato, chiaramente premetto che sono di parte, perché sono stato col generale più di 30 anni e con sua grande, diciamo così, bontà continua a sopportarmi, quindi innanzitutto c'è una grande umanità, perché questo poi non bisogna dimenticarlo, perché al di là dell'uniforme, i nostri comportamenti, le nostre regole, il generale trasmette una grande umanità, quindi ha una grande capacità di comprendere, medesimare e relazionarsi con gli altri. Poi inevitabilmente ha un carisma completamente unico. Ha il vantaggio che non molti ufficiali da noi hanno di aver vissuto operativamente la strada, cioè per chi ha lavorato nelle forze di polizia lo sa, a volte
il dialogo tra chi sta in strada e chi sta in ufficio diventa molto complesso, parliamo due lingue completamente diverse. Allora, relazionarsi con un comandante che prima di te ha fatto quello che tu stai facendo e per certi versi in alcuni casi lo ha anche addirittura inventato e regolamentato, e questo ti mette avanti anni luce, perché nel momento in cui diciamo 3 parole già ci siamo capiti dove vogliamo andare a parare. Poi c'è una grande professionalità, perché è indubbio che per la vita, per le esigenze in generale ha avuto la possibilità, ha avuto la fortuna, l'occasione di vivere tutti gli eventi più importanti di questo Stato. È stato, come dicevo prima, tra i principali collaboratori del generale della Chiesa e ha sostanzialmente ricostruito nel ROS quello che era un po' l'opera del generale, rivedendola e riadattandola ai tempi che hanno cambiato. Però sostanzialmente quello che lui fece al ROS fu quello che il generale della Chiesa fece agli inizi della lotta al terrorismo. Cioè il generale della Chiesa era una persona, io non l'ho conosciuta, ma era un accademico quando fu ucciso a Palermo. Il generale della Chiesa era una persona che rispetto ai tempi che stava vivendo era avanti anni luce. Ed è la stessa cosa che contraddistingue il generale. Il generale ci ha sempre insegnato che per chi fa questo lavoro sa bene cosa significa. Non gli interessava l'uovo oggi, non voleva la gallina, ma voleva il pollaio in prospettiva. E avere la possibilità di lavorare con una persona che non è preoccupata della statistica, del rendiconto, dei risultati, non è cosa da poco nel nostro ambiente. Lui fece esattamente la stessa cosa, scelse un gruppo di ufficiali, come ha fatto il generale della Chiesa, gli ha affidato una serie di compiti e su quello ha costruito un reparto che ancora adesso è tra le eccellenze a livello mondiale. Quindi poi, ecco, sulla fisicità posso dire che il generale si fa sentire, non è un problema di grandezze fisiche, ma quando c'è necessità, io penso che chi ha avuto modo di assistere a qualche performance del generale un po' più nervoso, un attimino più adirato, se lo ricorda ancora senza... e quindi questo compensa, diciamo così, l'altro aspetto, ecco, per essere... Poi io ce l'avevo anche la domanda sul generale adirato, no? Visto che non sapevo se farla o no, visto che è uscita, perché poi ci sono 2 modi di affrontare la persona arrabbiata. Il generale era di quelli che bisogna lasciarlo sfogare e parlarci il giorno dopo, o era meglio distrarlo subito con un nuovo impegno? No, assolutamente. In alcuni momenti bisognava assolutamente fare silenzio e aspettare che terminasse il momento, ma non bisognava, in generale poi anche in questo, perché poi ognuno di noi ha il suo carattere, a volte anche l'irruenza, la forza con cui si esprimono certe idee o certi momenti è frutto anche poi di un modo di scaricare lo stress, il nervosismo, i problemi, quindi i collaboratori a volte servono anche a questo. Col generale, perché aveva questa grande capacità di capire poi chi realmente lavorava, cioè ci poteva essere anche il grande, tra virgolette, mi scuso un'espressione, il grande cacciatore del momento, ma se il problema derivava da lavoro si risolveva in 10 minuti, cioè non bisognava aspettare il giorno dopo per parlarci, si potevi parlare dopo. Tante volte, alcuni meritati, tante volte ne ho presi che non c'entravo niente, però dopo 10 minuti tornavo e sono girati, consigliavo un caffè e si ricominciava la giornata, quindi è un contesto che va gestito, no? Ma su questo non è una persona che poi serba rancore. Se noi abbiamo avuto momenti, adesso per chi ha fatto il mio lavoro, cioè io in alcuni casi sono andato alla generale anche per comunicare di cose complicate, per esempio cose stupide, una sera entrai, dico, c'è a posto, sì, guardi, volevo dirle così, dico, stavamo facendo un servizio, dico, abbiamo 3 macchine in meno, in che senso? Che l'abbiamo distrutto. Cioè, cioè, se lavoravi, per carità, non che ti era permesso tutto, però
Poi te la prendevi la tua parte, però era giustificata. Certo, se invece altre cose derivavano da noncuranza, menefreghismo, allora lì i problemi diventavano più seri. C'è un detto qui in Veneto, non so se c'è anche a Roma, che dice chi fa sbaglia e chi non fa non sbaglia mai, quindi meglio rompere magari una macchina cercando di fare il proprio dovere che non rompere nessuna macchina non facendo nulla. E è stato citato già qualche volta, un paio di volte, 2 o 3 volte, il ROS, quindi essendo comunque tra gli artefici, fra i costruttori, il generale Mori del ROS, volevo chiedergli quali sono stati un po' gli elementi di novità nella costruzione di questo reparto e cosa ha preso magari, perché vedevo che annuiva molto quando il colonnello De Donno diceva delle innovazioni della mentalità della Chiesa, cosa è stato anche magari riportato dalla Chiesa in questo raggruppamento speciale, quindi visto che anche questo ritengo sia un'altra tappa fondamentale di questa storia del nostro paese, quindi volevo chiedere se magari ci racconta qual è stata l'esperienza della costituzione di questo reparto operativo, insomma. Ma intanto come nasce? Nasce attraverso una serie di colloqui che noi avevamo in quel periodo lì, io personalmente con Francesco Cossiga, lui con Falcone e anch'io con Falcone, perché l'idea che poi tentavo di attuare era questo: non c'era bisogno dell'ennesimo reparto che facesse investigazioni, perché ce n'erano solo per l'Arma dei Carabinieri, 102 erano i comandi di provinciali, c'erano 102 reparti investigativi. Non era quello. Noi si voleva creare un reparto di specialisti, di gente scelta, non che li mandava il tal comando, il tal brigadiere, il tal carabiniere, il tal maresciallo, così piovuti in un reparto senza conoscere. Noi li sceglievamo personalmente. Io ho scelto gli ufficiali si sono scelti i loro dipendenti, perché era una struttura intanto idonea all'attività investigativa, poi che non doveva far conto dei tempi. C'è gente che è stata fuori, il suo reparto, quello di ultimo, sono stati fuori anche dei mesi senza tornare a casa, perché questo era il concetto, e che doveva avere delle specializzazioni, perché io lo capii quando ero un giovane capitano e andai al servizio militare, e anche lì facevo l'operativo. C'era quello, io ero nel settore delle lotte di cortina, allora c'era la Russia, questo sapevo. Noi avevamo ognuno quello che si interessava della Bulgaria, quella della Romania, quella della Cecoslovacchia e così via. Cioè, dopo che tu ti interessi solo dei cecoslovacchi e lo fai per un anno e mezzo, sai tutto, sai veramente tutto. E puoi leggere delle carte in un modo che un altro che viene lì, magari anche più intelligente, più preparato di te, non può fare. Io cercai di applicare questo sistema nel ROS. La specializzazione. Se fai Brigate Rosse non puoi fare prima linea. Se fai il NAR non puoi fare certamente prima linea Brigate, e così via. L'intercettazione. Normalmente nei reparti che le fa, c'è un gruppo che fa l'intercettazione. No, amico mio, tu fai l'indagine su prima linea e ti fai pure l'intercettazione, perché sei l'unico in grado di capire. Questo è il concetto base su cui si è impostato il nostro lavoro, e i risultati sono stati. Lavoro che poi ha trovato applicazione nell'esperienza palermitana e siciliana, e di questo mi ha colpito questa sua sempre ricerca del particolare e della persona, della conoscenza della persona, il ripensare le cose, no? E anche a distanza di giorni, lasciarle sedimentare, ripensarle, ragionarci sopra, ragionare su quello che succede, su quello che ti dicono le persone, no? E mi riferisco a un fatto particolare che lei cita spesso. Quando ha arrestato un pastore siciliano, e questo gli dice: tu non puoi capire, adesso la traduco insomma come me la ricordo, tu non puoi capire perché sei piemontese. E lei su questo poi comunque ha costruito tutta, da una semplice frase,
ha costruito tutta una teoria investigativa, una teoria di contrapposizione alla mafia. Sì, mi capitò 3 mesi dopo che ero andato a Palermo. Chi conosce la zona, Altavilla Milicia, è appena fuori Palermo, alle propaggini delle Madonie, e una sera il nostro carabiniere della stazione di Altavilla, tornando a casa, mi sparavano alla schiena e morì. E noi arrivammo in questo paesino veramente un po' nervosi, onestamente. E circondavo questo paese e cominciamo a perquisire casa per casa. E non sapendo come fare, perché eravamo veramente... Mi ricordo che questo se lo ricorda, il guanto di paraffina dove si faceva. Però il guanto di paraffina lo puoi fare, devi prendere il pentolino, scaldi la paraffina, la metti sopra e se c'è uno sparo è stato fatto con la mano in tempi relativamente recenti, emerge. Però il guanto di paraffina si fa a 30-40 gradi, si può fare anche a 60 gradi, noi lo facciamo tranquillamente a 60 gradi, così bruciavamo le mani a tutti. E capitai in una casa in divisa, con la radio, c'era la classica casa colonica, con la scaletta che andava su, c'era questo vecchietto seduto al terzo o quarto scalino, silenzio. Io lo guardavo, parlavo per radio, ma non neanche lo vedevo, insomma, e continuavo. Poi finisco di parlare e continuo a guardare questo vecchietto. E questo mi fa, che vuoi, piemontese? Ora, c'è un momento. Sono uscito. Ma la mattina dopo, tornando a Palermo in macchina, questo mi ha chiamato piemontese. Io sono come i cartaginesi, i romani, gli angioini, gli spagnoli. Passerò. Se non approcci in questa maniera quella realtà, non ci capisci nulla. Fu una grande lezione e mi diede questo vecchietto che non mi voleva bene certamente. Da qui e da altre esperienze poi maturate, quando torno in Sicilia con un ruolo diverso, nel momento in cui decidete in un team di lavorare per il contrasto alla mafia, scegliete una strada nuova che invece che basarsi sulla semplice ricerca della criminalità, attacca la criminalità in quello che è un suo punto debole. L'aspetto, lascio a voi raccontare, prima facciamo raccontare al colonnello. Che quando ho detto che ha le grandi idee, questa è una delle grandi idee. Ah, bene. Sì, il problema lì fu una scelta fatta col colonnello, nel senso che parliamo degli anni 88-89, quindi prima che nascesse il Ross, ancora al gruppo di Palermo. Era un periodo in cui io ero alla sezione omicidi, avevamo anche a volte 2, 3, in alcuni giorni anche 4 omicidi al giorno. A volte non facevamo in tempo col collega della squadra mobile a finire un sopralluogo, andavamo da un'altra parte, quindi arrivavi a sera che avevi fatto una serie di rilievi, una serie di fotografie, una marea di lavoro e non avevi capito niente di tutto quello che era successo, perché poi bisognava, al di là dell'immediato, tutto stava poi nel capire, intanto perché era stato ucciso, dove si collocava e come si spiegava, quindi un contesto molto complesso. In quel contesto tutto nacque da alcune indagini che abbiamo fatto a Bagheria, sulla famiglia mafiosa di Bagheria, e lì il colonnello ebbe l'intuizione di autorizzarci a non pensare al quotidiano, che non è una cosa semplice. Noi avevamo un reparto territoriale, nel senso, sì, fare quello che andava fatto, ma di cominciare a pensare in grande e attaccare la parte economica di Cosa Nostra, perché sostanzialmente poi tutti ne parlavano e nessuno lo faceva in realtà. E in questo devo dire la verità, questa nostra scelta, che non era una scelta semplice, tra l'altro era pure complessa da attuare, fu immediatamente accettata dal dottor Falcone, che all'epoca era
prima era ancora giudice istruttore, poi passò in procura come procuratore aggiunto. Il tutto nacque da cioè, mentre pensavamo, ci fu l'occasione che poi ci diede il là, da cui poi è derivato forse anche tutte le conseguenze dei processi che abbiamo subito poi dopo, però sostanzialmente uccisero un giorno un mafioso a Baucina, che è un paesino montagna vicino a Bagheria, e tale la Barbera Barbara, ancora me lo ricordo, e nella perquisizione, rinvenimmo in tasca nel suo portafoglio un elenco di ditte che poi ricostruimmo erano quelle che dovevano partecipare a un appalto non grandissimo in questo comune. La cosa che ci meravigliò è che per un appalto piccolissimo risultavo l'invitata e poi risultò vincitrice, c'erano alcune delle più grandi aziende nazionali. Da lì cominciò tutto un lavoro su questa attività, capimmo che dietro c'era in realtà un mondo che si stava muovendo, riuscimmo a convincere il sindaco di questo comune a collaborare con noi e da lì poi sostanzialmente prese l'avvio quella che poi diventerà Mafia Appalti. Quindi nel frattempo noi ci spostammo come gruppo di lavoro a Rossa, perché il 3 gennaio 90 nacque Rossa, e diciamo così, consegnammo la prima informativa su Mafia Appalti a Rossa, dove l'idea sostanziale, innovativa, che diciamo così, contraddistingue ancora oggi, perché a tutt'oggi ancora discutiamo di questa informativa, probabilmente questa informativa è al centro di una serie di cose che ancora vanno chiarite. C'era un concetto molto basilare, che noi non vedevamo le imprese e soprattutto la politica come vittime della mafia, ma come socie della mafia. Cioè la visione che noi demmo completamente diversa da tutto quello che era stato fatto prima era che esisteva una sorta di comitato d'affari dove Cosa Nostra, politica e imprenditori si sedevano con pari dignità, che detto adesso sembra quasi scontato. Nel 91 era il cambio di una visione non accettata da tutti. Ricordo soltanto che soltanto recentemente, perché poi su questo potremmo, però insomma, recentemente in quel contesto investigativo noi rinvenimmo i contatti, per la prima volta documentammo i contatti tra Cosa Nostra e una delle più grandi realtà imprenditoriali del paese, che era l'Impero dei Calcestruzzi di Gardini. E fu quella indagine che permise al dottor Falcone in commissione antimafia di dire che Cosa Nostra era andata in borsa. Non tutti all'epoca lo capirono e non l'hanno capito ancora neanche adesso. E quando qualche mese fa, qualche mese addietro, il dottor Di Pietro ha ammesso che quando Falcone lo cercò per iniziare a collegare la nostra indagine con l'indagine di Mani Pulite, che era ancora agli esordi, e soprattutto dopo l'omicidio Falcone, Borsellino gli chiese di unificare il lavoro perché riteneva che in quel lavoro ci fosse la motivazione della morte del dottor Falcone. Di Pietro allora non ci credette, lo ha ammesso, lo ha onestamente detto, e ha anche ammesso che probabilmente che se ci avesse dato ascolto la storia d'Italia sarebbe cambiata molto notevolmente. Purtroppo la vita va così, quindi... Però ecco, diciamo, l'impostazione sostanziale fu che noi cambiammo la visione e questo chiaramente già all'epoca fu devastante, perché poi creò tutta una serie di problemi, perché chiaramente gli interessati non erano contenti che avevamo capito, e da lì poi insomma, tutto il seguito è venuto giù. Tra l'altro è bello anche vedere come dai vostri racconti anche qui emerge un'altra tappa fondamentale della storia dell'Italia, quindi una persona che, come dalla Chiesa, ha sacrificato la sua vita per il nostro paese
e quindi magari chiedo al generale com'era il rapporto con Falcone, in particolare forse aveva capito l'importanza di quello che stavate facendo, tant'è che voi non avevate ancora completato la vostra indagine e se non sbaglio lui vi chiese di consegnargliela in qualche modo per metterla al sicuro perché magari non foste fermati. È vero, lui praticamente quasi si impose per consegnare l'informativa prima di lasciare Palermo per venire a Roma. Noi gli spieghiamo che l'informativa non era completa, insomma, c'era ancora molte cose da mettere a fuoco per renderla solida. E lui lo disse, tante di quelle rogne che voi non avete idea. Perlomeno io certificherò che l'ho ricevuta e l'ho consegnata alla procura. Da qui però poi sono nati anche dei contrasti tra voi e la procura, perché la procura ne fece un uso limitato e poi in generale cosa è successo? Ma noi quando depositammo, siamo nel 17 febbraio del 91, per 3 mesi non successe proprio nulla, è come se non ci fosse stata questa informativa. Malgrado tutti sapessero che Falcone l'aveva sostenuta e avviata, malgrado noi dessimo qualche segno di nervosismo. Io quando il nervosismo diventa veramente... Vabbè, ci fu un primo incontro alla Procura di Palermo, i giornalisti parlavano della pace tra Ross e Procura, ma poi io ruppi subito questa pace, ci fu la seconda fu intervallata, tra la prima e la seconda pace ci fu 5 arresti, ora per mafia appalti. A me non è mai interessato arrestare 5 persone o 50 persone, perché specialmente in questo tipo di indagini. Il problema era fare un punto di situazione. Però tu non puoi, e rivolgo a chi queste cose le fa e le capisce, non puoi prendere l'informativa e pari pari, senza stracciare le parti che interessano i singoli arrestati, darla con 870 pagine che era l'informativa più gli allegati, darla agli avvocati. Significa a Palermo che dopo 5 giorni la mafia sa dove noi andavamo a parare e che prospettiva aveva l'indagine tutta. E io questo non lo potevo accettare. Potrebbe prima pure il Padre Eterno che si litigava. E si litigò di nuovo. Ma non finì lì, perché poi l'anno dopo, quando Borsellino subentrò a Falcone e lui si rese conto della validità dei fatti, questi proposero e ottennero dal procuratore della Repubblica l'archiviazione della pratica, la richiesta di archiviazione che poi il giudice del GIP di Palermo, una data significativa dove tutti sono attenti su Palermo, sulla procura di Palermo, il 14 di agosto, io penso che ha mandato a un poliziotto o un carabiniere ad aprire il portone del tribunale perché non c'era nessuno. È arrivato il giudice, ha fermato l'archiviazione ed è finito. Ora, a quel punto lì, io ho rotto i rapporti con la procura di Palermo. Per chi non avesse sentito, praticamente era un'informativa che era di 970 pagine, 44 posizioni e, per quello che capisco io da profano, hanno iniziato le indagini solo su 5. Però, andando a indagare solo su quelle 5 posizioni, hanno dato le informazioni su tutte le posizioni aperte, corretto De Donno? Sì, praticamente cosa successe? L'indagine era molto complessa perché partiva da questo fatto limitato, però poi sostanzialmente si estese a tutta la Sicilia, perché noi individuammo quello che poi è stato chiamato il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, Angelo Sino, e quindi seguendo lui e lavorando su di lui praticamente ci muovemmo per tutta la Sicilia e dimostrammo sostanzialmente che ogni singola gara, anche quelle più piccole, tranne insomma alcune chiaramente eccezioni, però tutte le gare, quelle di una certa
comunque che erano di un certo interesse, erano governate in qualche modo da Cosa Nostra, e nel governo di questa attività partecipavano a questa spartizione in misura paritaria imprese e politica. Chiaramente quella prima informativa che il dottor Falcone volle a tutti i costi, perché lui poi quando lasciò, perché lui fece due cose prima per dare valore a questa cosa. Prima di lasciare l'ufficio di Palermo fu sentito dalla commissione parlamentare antimafia a Palermo, e in quella audizione lui disse che c'era un'attività importantissima in corso, che si erano raccolte, lui la chiamò la centrale unica degli appalti, che fu una cosa che fece scalpore a livello nazionale, perché lui chiaramente la accennò, e perché sapeva, conosceva il lavoro che stavamo facendo, la accennò, però la lasciò, quindi su questo si accese un po' tutte le lampadine. Poi quando andò via, quando vide che non succedeva nulla, lui fu invitato a un convegno a Castello Utreggio a Palermo da già il direttore degli affari penali al Ministero, riprese questa discussione e rilanciò la pericolosità di questa nuova scoperta, di questa nuova attività, spiegando che addirittura, diciamo così, Cosa Nostra è andata in borsa, perché faceva riferimento al collegamento con la calcestruzzi. Quando noi, quindi la prima informativa che lui volle a tutti i costi, perché io quella materia della portale lui firmò lui per ricevuta su questi due volumi, e la portò al procuratore Giammanco. Noi avevamo indicato una serie di posizioni, ma non era tanto il numero, era che quell'informativa, per quanto poderosa, per quanto venisse da più di 1 anno e mezzo di lavoro, era la parte iniziale di un lavoro che dovevamo ancora svolgere. Cioè, avevamo messo insieme tutto quello che avevamo, però indicando su questo dobbiamo fare questo. Questo cosa comportò? Comportò che praticamente, chiaramente, l'autorità giudiziaria, però comportò che quando la procura poi inopinatamente decise di, al di là di tutto, insomma, di fare i 5 arresti, quando i legali fecero ricorso al tribunale di esame, la procura, e lì lo fece, penso volontariamente, non trasmise gli atti relativi alle singole posizioni, ma trasmise tutta l'informativa senza nessun omissis. Cioè praticamente gli consegnò tutto il lavoro che avevamo fatto, con tutti i nomi, con tutte le prospettive e con tutto quello che chiedevamo di fare. Cioè praticamente l'avevamo bruciata. Poi siccome non erano ancora certi che l'avessero bruciata, l'anno dopo la spezzettarono e ravvisarono che c'erano delle competenze del Tribunale Trapani, di quello di Caltanissetta, di quello di Catania, e chi è del mestiere sa che se un'associazione per delinquere la spezzetti in vari rivoli, la è annientata. E così fu annientata. Ritorna spesso questo ambivalenza, non dico tra il bianco e il nero, ma comunque uno scontrarsi con una realtà a volte anche interna difficile, no? Che poi potrebbe essere, non so, i servizi deviati di Roma, che su questo lei so che è una bella posizione, quindi la vedo subito quando salta su, vuol dire che vuole parlare, quindi la lascio parlare. Voglio chiudere l'argomento mafia a parte. Furono polemiche. Le polemiche incominciarono praticamente subito, appena nel 92, ma si prolungarono poi, fummo coinvolti noi. Nessuno da quel giorno fino al dicembre del 2008, quindi sono passati, nessuno dei magistrati di Palermo, di Caltanissetta, di Catania, della DDA si è peritato di chiamare una volta a testimonianza il dottor Pietro Giammanco e dire: scusami, perché hai fatto così? Se invece di Pietro Giammanco era un ufficiale di PG, stava già in galera. era stato. Sì, no, chiudiamo questa, solo una piccola notazione. Questo è uno dei punti su cui Fiammetta Borsellino sta facendo una battaglia da tanti anni.
Ci sono tra l'altro ormai sentenze di vari corti d'appello, il Borsellino Quater, che ahimè, insomma, non che mi senta in colpa, però riportano come motivazione sostanziale dell'omicidio del dottor Borsellino la volontà di riprendere l'indagine mafia a parte. Quindi diciamo così che questa attività purtroppo poi probabilmente al di là di quanto all'epoca noi stessi avessimo compreso, era arrivata forse fin troppo in alto e fin troppo lontano, ed è quello che adesso Fiammetta sta ad ogni piè sospinto chiedendo, perché oggettivamente ci sono state, insomma, delle lacune, per cui sono anni che si parla di alcune cose, però per esempio alcune persone non sono state mai sentite. C'è il dottor Germanco, che era un po' l'anima nera della procura, ci sono gli appunti di Falcone, insomma, è morto ma nessuno l'ha mai sentito a verbale, neanche per dirgli che faceva verbale. Cioè, quindi è una situazione su cui c'è da precisare un'altra cosa, che secondo me l'ha fatto il nome di Angelo Sino come ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra. Ebbene, sì, a un certo punto della sua vita si è pentito, è diventato un pentito molto attendibile secondo la procura di Palermo, che diceva Sino, l'ha detto anche a noi proprio, come ha avuto dopo pochi giorni della consegna di Falcone dell'informativa a Gianmarco, l'informativa lui l'aveva avuta da chi? L'aveva avuta da Notare Pino Lipari, che trattava gli interessi della mafia, il quale l'aveva avuto dall'onorevole Sarapolima, al quale gliel'aveva dato a Pietro Gianmarco. Se non altro c'erano i nomi, quindi si poteva. Lipari è ancora vivo, come cascato dalle nuvole, Lima è felicemente morto, ma Gianmarco era vivo. Tutto qua. Come cittadino collego un gruppo di persone che hanno cercato di fare il loro lavoro, che eravate voi, una pista che forse era quella giusta, del materiale consegnato a delle altre brave persone, prima uno, Falcone, dalla a me che così almeno la mettiamo al sicuro, capaci. Poi il suo amico, collega, dice la porto avanti io, Borsellino, anche lì non ce l'ha fatta. Io quello che vorrei come cittadino, come sindaco, anche per tante forze dell'ordine che sono qui in platea, i giovani, dove voi avete ancora il fuoco buono dentro, no? Come facciamo anche noi a voler continuare ad andare avanti quando poi ad oggi ancora stiamo parlando di queste cose e siamo qui oggi per celebrare questa giornata, non dimentichiamolo, di persone che in territori più sfortunati del nostro vivono questa quotidianità in maniera cruenta, in maniera sicuramente più difficile, dove troviamo la forza, l'energia a generare, lei che ha i capelli bianchi e ne ha viste veramente tante. Ma la forza si trova nella propria coscienza, nel sentirsi nel giusto. Poi ognuno deve fare la sua parte, che è più o meno grande, più o meno importante, ma ecco, l'importante è essere delle persone serie, ciascuno nel proprio ambito. Se ci fosse questo indirizzo complessivo, penso che alla fine la vinceremo noi. Non è che noi, aveva ragione Falcone, la mafia un giorno sarà sconfitta e non sarà sconfitta né dalle forze di polizia né dai magistrati. La mafia sarà sconfitta perché si evolvono i tempi e non è più adeguata ai tempi. Però da parte nostra noi dobbiamo contribuire a questo, che ciò avvenga nel più breve tempo possibile e nella maniera più dolorosa possibile per la mafia. Purtroppo, vede, poi mi vengono i ricordi. Il 14 luglio del 92 Paolo Borsellino
A 5 giorni esatti dalla sua morte partecipa a una riunione della direzione distrettuale antimafia a Palermo, anzi il 13, e chiede ai suoi colleghi, dice, ma perché i carabinieri sono così incazzati che non è andato in porto questo? C'erano presenti i due che avevano proposto l'archiviazione, i due magistrati, e il procuratore ovviamente, e nessuno gli disse nulla. Il 26 dello stesso mese, dopo la morte di Borsellino, il CSM convocò tutta la distrettuale e molti dei magistrati raccontarono cosa era successo il giorno della riunione della DDA. Bene, questo rapporto non è mai venuto, queste notizie, questi verbali del CSM non sono venuti fuori. La trovate per caso 7 mesi fa. Il mio avvocato, andando a Caltasinetta, scartabellando in un processo che c'entrava poco, ha trovato tutte le dichiarazioni che sono state depositate nell'ultimo processo che ci ha visto poi assolto, perché nessuno ne aveva parlato. Questa sono pronto a testimoniare, ma è depositata agli atti tutto questo nel processo. Si dice che abbia promesso poi a Falcone di arrestare il dottor Riina, e quindi come è stato il successo poi dei carabinieri su Cosa Nostra dal punto di vista operativo, colonnello Redondo? Anche qui vedete come così semplicemente saltando anche parecchi passaggi, perché veramente sono infiniti. Abbiamo anche qui l'arresto di dottor Riina, cioè altra pietra miliare nella storia del nostro paese. Ma guardi, è molto, la racconto così proprio brevissimamente. A parte il fatto che su Riina e Provenzano poi per tanto tempo sono girate una serie di leggende, dai salvacondotti al fatto che nessuno li cercava, al fatto che il ministero avesse dato l'ordine di non cercarli, che sono proprio non delle fake news, sono delle stupidaggini assolute. Il problema molto semplice è che la verità, anche poi più banale, chi è qui in uniforme lo sa, è che in quel periodo, perché ogni cosa poi va contestualizzata, perché è facile parlare adesso di che succedeva nel 92, perché nel 92 a Palermo certe parole non si raccontavano, non si dicevano, quindi bisogna sempre cercare di contestualizzare il periodo in cui si fa riferimento. In quel periodo in realtà di Riina e Provenzano, che erano i due più grandi latitanti, non si sapeva assolutamente nulla, non si aveva una fotografia, si erano perse le tracce da più di 40 anni e non c'era nessun reparto né dei carabinieri né della Polizia di Stato che fosse dedicato a questo compito. Sì, c'erano le cosiddette sezioni latitanti che però dovevano quotidianamente portare il risultato e detto tra virgolette, sprecare tempo per cercare un fantasma non serviva a niente quando casomai si pigliavano altri 4 latitanti, quindi non c'erano le forze, non c'erano le risorse, c'erano tanti contributi, non è che non si volesse arrestare Riina e Provenzano, che nel quotidiano, dovendo portare a casa un minimo di risultato, ci si concentrava su altro piuttosto che su questo. Quando viene ucciso il dottor Falcone, e poi a distanza di brevissimo tempo c'è la strage di Via D'Amelio, lo dico perché ci sono i video di YouTube, quindi non per nessuna forma di presunzione, lungi da me, ma ci sono le testimonianze. Mentre a Palermo c'era un coro di magistrati, personaggi illustri che si arrendevano, ci sono scene di magistrati che sulle scale del Tribunale di Palermo dichiaravano che lo Stato aveva perso perché Cosa Nostra aveva vinto e aveva fatto tutto. Noi ci mettemmo in ufficio e pensiamo che dovevamo fare. E in generale, in maniera molto, così, tra virgolette, molto semplice, decise che saremmo andati giù un'altra volta e questa volta non si tornava su finché non era finita.
finita nel senso che al capitano De Caprio fu assegnato il compito di catturare Totò Riina e a me viene dato il compito di fare una ricerca informativa e diciamo, chiamiamola così, di intelligence operativa per capire che cosa stesse succedendo. E così è stato. Il capitano Ultimo, 2 minuti vi racconto anche, perché pure sull'arresto di Totò Riina circolano fantasie e racconti fantastici. Il capitano Ultimo va giù con i suoi, con la sua squadra, non sta in caserma, ha la possibilità di operare come un vero reparto speciale, quindi con i mezzi che purtroppo la normale polizia giudiziaria non ha, quindi con risorse, mezzi, strutture, uomini, e vive fuori dalla caserma. Nessuno dei reparti locali sa che il capitano De Caprio sta facendo questa attività e inizia a cercare Totò Riina. Come fa? In maniera molto banale, come si fa in tutte le cose. Prima di sapere voglio catturare Totò Riina, facciamo una ricerca informativa di Totò Riina, cioè cerchiamo di recuperare tutto quello che sappiamo di questa persona. E in questo, perché va detto e va dato merito, un ruolo fondamentale lo svolge il maresciallo Antonino Lombardo, uno dei migliori sottufficiali a Palermo, che poi si suiciderà in caserma per altre questioni, per altri problemi, perché la storia sarà molto complicata. Comunque, il maresciallo Lombardo, che era un ottimo investigatore, comandante della stazione Carabinieri di Cinisi e Terrasini, ci dà l'imbeccata giusta e ci dice: guardi che Totò Riina porta nel cuore la famiglia della Noce, quindi se c'è qualcuno che custodisce Totò Riina è la famiglia della Noce. E noi cominciamo a seguire la famiglia della Noce, Domenico Ganci e i figli. Classica attività tipica di investigazione: telefoni, pedinamenti dalla mattina alla sera, furgone, balena, fotografie e filmati. E facendo questo per lunghe settimane, in più di una circostanza, pedinando Domenico Ganci, arriviamo a un complesso residenziale, complesso, non abitazione, cioè un residence circondato, al cui interno c'erano varie abitazioni e varie ville, numerose abitazioni, in via Bernini 57 a Palermo, dove Domenico Ganci entrava e dopo un'ora, 2 ore usciva. Capendo che quel complesso fosse comunque un punto di interesse nella vita dei Ganci, cominciamo a controllare quel complesso e facciamo quello che si fa sempre: mettiamo la balena, cioè il furgone è quello, insomma, che permette con i vetri oscurati di poter fare le riprese, e iniziamo a riprendere tutti quelli che entrano e escono da questo complesso. Tutto normale, finché, perché nella vita a volte anche nelle cose più complesse le cose sono molto più semplici di quando ci vuole pure il famoso colpo di lato B. A Torino una pattuglia di carabinieri ferma durante un controllo casuale Balduccio Di Maggio, gli trova una pistola, lo arresta, lo porta in caserma e Balduccio Di Maggio, che per quelli di Torino era uno sconosciuto, altro non era che l'autista di Totò Riina che era scappato da San Giuseppe Jato per rifugiarsi a Torino. Quando arriva in caserma, preoccupato che sarebbe stato di lì a poco portato in carcere, chiede di parlare con il comandante e dice al comandante della regione, all'epoca generale Delfino, che lui era l'autista di Totò Riina e che sapeva dove si nascondeva Riina. Indica 3 luoghi dove lui da autista portava Riina e il comando regione di Torino sta per organizzare con i colleghi della territoriale di Palermo una serie di attività di perquisizione, di irruzione in questi 3 luoghi, se non che anche lì la fortuna per fare questo ne parlano col procuratore della Repubblica di Torino, appena nominato procuratore della Repubblica a Palermo, dottor Giancarlo Caselli, il quale, essendo stato appena nominato, non capendo assolutamente ancora nulla di mafia, non sapendo che fare, trovandosi il proprio Totò Riina, per fortuna chiama il generale Moro, perché avevano lavorato insieme ai tempi del generale della Chiesa. Perché questa è la storia vera, non quella che ci raccontano della serie Io cieco. Cioè, quindi,
che capita molto spesso che mi spiegano quello che io ho fatto, quindi io prendo atto, però il generale va su e quando gli spiego tutto questo, la faccio brevissima, proprio un minuto, il generale fa una constatazione elementare. Balduccio Di Maggio scappa perché Tito lo vuole uccidere, perché c'era tutta una serie di storie. Quindi i luoghi che lui conosceva non sono più sicuramente i luoghi dove va Totò Riina, perché avendo cambiato autista, non uno come Riina, no. Per cui è inutile che facciamo la perquisizione in questi 3 posti, perché troveremo, ma non troviamo Riina. Non vi dico le discussioni con i colleghi, perché sembra... perché sembrava quasi che... Vabbè. Noi abbiamo però un'attività, stiamo facendo questo lavoro, dateci Balduccio Di Maggio, lo portiamo giù con i colleghi dell'editoriale e gli facciamo vedere quello che abbiamo fatto. Dopo una serie di cose, grazie al rapporto che il colonnello, insomma, all'autorità, ecco, all'autorevolezza, alla competenza, al procuratore dell'epoca, prendiamo Balduccio Di Maggio e lo portiamo a Palermo. A Palermo la cosa più banale che facciamo, lo mettiamo in una stanza e con un iPad, un computer, non c'erano ancora gli iPad, e gli facciamo vedere i filmati che avevamo fatto. E siamo la sera del 14 gennaio 93, io ero lì con il capitano Ultimo, intorno a mezzanotte lui sbianca perché riconosce in una delle persone che usciva da via Bernini il fattore di Totò Riina, che noi non avevamo riconosciuto, non avevamo neanche identificato. Questa è la verità. Al che, allora, vuol dire che la cosa funziona. Verso le 2 di mattina, lui proprio fa un salto sulla sedia, dice, ma questa è Ninetta, chi? Praticamente da una macchina che esce, c'era questo che guidava, con una signora bella pienotta, un anziano, dice, ma questa dice, è Ninetta Bagarella, che era la moglie di Totò Riina, che noi non avevamo riconosciuto, perché di Ninetta Bagarella avevamo una foto di quando aveva 18 anni, bella donna, madre, c'era un po' chiaramente Cannoli. alle 2 di notte abbiamo capito che quello era il posto dove viveva la famiglia Riina, perché è una cosa che va chiarita, io lo diciamo sempre, noi non abbiamo mai trovato il covo di Totò Riina, cioè non abbiamo mai identificato il luogo dove Totò Riina ha fatto la sua latitanza. Cosa facciamo? Perché pure sta cosa, quello non è del covo. De Caprio sveglia il signor generale e gli dice così. Dice, domani mattina usciamo e cominciamo i servizi e mettiamo Di Maggio dentro la balena con il nostro carabiniere, così se arriva qualcuno identifica. Lo dico perché ho fatto voto di sincerità stasera. De Caprio fa anche una domanda al signor generale, lo dico tanto ormai siamo tra amici, ci vede nessuno. Non ci sente nessuno. E De Caprio chiese al signor generale, gli disse, se domani per caso lo incontriamo, dice, lo prendiamo vivo o morto? E il generale disse senza esitazione, lo prendiamo vivo perché deve essere portato in carcere. Si organizza il servizio, la mattina si esce, si mette il furgone e a prima mattina Di Maggio, che sta dentro il furgone con il nostro carabiniere, riconosce, arriva una macchina, se non mi ricordo male, una Citroen, in cui lui dice questo è Salvatore Biondino, l'autista di Totò Riina. Tempo un quarto d'ora, esce dal cancello una macchina con un altro a fianco che noi non avremmo mai identificato, anche perché stesso motivo, e lui proprio sbianca nel furgone e dice quello è Totò Riina. Al che Ombra, che era il carabiniere chiamato Ombra perché viveva in questo furgone da non si sa da quanti mesi, cioè lui e il furgone erano ormai poverino, ha passato la sua vita in un furgone, e via radio avvisa che la macchina c'era Totò Riina.
si decide di non fermarlo lì, tutto questo in una mangiata di secondi, cioè c'avevamo dottor Rina in macchina, quindi non è che cioè, sono quelle cose che capitano una volta nella vita, non è che ricapitano. Si decide di non fermarlo lì perché la fortuna è stata che Totorina quella notte stava già lì, se no casomai l'avremmo preso una settimana dopo quando sarebbe andato a trovare, perché lui periodicamente andava a trovare la famiglia, ma non era il luogo dove lui viveva. Ecco perché dico che non abbiamo mai trovato il corpo. Si decide di seguirlo per non bruciare l'obiettivo, per il vecchio motivo di non far capire che avevamo trovato la famiglia e poi c'è tutto un altro contesto. Lui fa un giro, ultimo con le macchine, insomma, si muove, e quando arriva, per chi conosce Palermo, a 2 chilometri alla rotonda del Moteraggi lì sulla tangenziale, lo fermano, gli mettono una coperta in testa, mettono in macchina e lo portano in casetta. In tutto questo vanno dette le ultime due cose, gli ultimi 30 secondi. Primo, decidiamo e concordiamo con la Procura di Palermo, apro una parentesi, su questa teorica mancata perquisizione alla casa di Rina. C'è stato un processo da cui siamo stati assolti perché il fatto non costituisce reato, chiusa parentesi, perché teoricamente chiediamo di non perquisire la casa all'interno perché quel complesso era di 2 imprenditori, fratelli Sanzone, facevano capo a tutto un gruppo imprenditoriale che, se ospitava Rina, era obiettivo numero 1. Quindi chiediamo di non svelare, tanto non avremmo trovato nulla, non essendo il suo copo, e non avremmo trovato nulla perché nell'arresto di Rina noi lo arrestiamo in macchina con una busta di plastica, quella dei supermercati, piena di pizzini, i famosi bigliettini su cui lavoriamo e facciamo altri 100 arresti, quindi il suo archivio l'abbiamo sequestrato, non stava a casa. Questa è un'altra di quelle leggende. Chiediamo quindi di non procedere per tenere coperto questo obiettivo, poterci lavorare in prospettiva e andare avanti. Così avviene, poi nel frattempo così avviene, nessuno dice nulla, facciamo questo lavoro, poi noi creiamo un gruppo di lavoro sugli imprenditori, su tutta questa parte economica. Chissà perché dopo una settimana tutto quanto sta su Repubblica, e chiaramente tutto questo lavoro finisce. Siamo nel 93, non succede nulla, passano 4 anni, 93-97. Nel 97 la Procura di Palermo all'improvviso si ricorda che teoricamente non è stata fatta la perquisizione, chissà perché, ma c'è una ragione, apre un fascicolo per la teorica mancata perquisizione del corpo. Questa è l'arresto. Sì, poi tutta la vicenda processuale, la soluzione che comunque io che ho il compito di condurre la serata, sinceramente leggendo la vostra storia magari poi ci concludiamo, nel senso che non ho dubbi sul resto, tra persone che lavorano, insomma, non è quello. Invece mi incuriosisce molto come uomo, come sindaco, come persona, avendo qui una grande personalità, come comunque un uomo di successo, o comunque che ha avuto i suoi successi, le sue soddisfazioni, no? Questo che la cosa che mi interessa è l'apice, quindi la parte più alta, che viene riconosciuta comunque come l'errore. E questa è la prima cosa, no? E anche qua, secondo me, è interessante dal punto di vista umano, e poi lei in generale, magari le chiedo di spiegare il perché. L'apice, l'arresto del dottor Rina, l'errore più grande, quello che comunque viene da lei citato più volte come uno degli errori più grandi. A me interessa ancora di più, per come che l'ho vista questa sera, per come che l'ho conosciuta attraverso i media, il superamento dell'errore, perché capita a tanti di noi di dover poi ripartire la mattina dopo. Quindi lei si rende conto comunque che poteva essere fatto in maniera diversa, però poi riparte, e comunque poi vedremo, perché la sua vita continua tra 1000 successi, tra 1000 incarichi, tra 1000 responsabilità, e quindi apice, errore, riconoscimento dell'errore e ripartenza ancora una volta con grande motivazione e grande determinazione. Io sono ripartito serenamente perché quando
perché subito non mi resi conto della situazione, no? Lo capimmo quando si costituì a Palermo tale Canceni, il quale un po' ci raccontò i fatti, e quella mattina, quando uscì Rina dalla casa della famiglia, si recava con Salvatore Biondino alla fattoria Guddu, dove c'era la riunione della commissione provinciale di Cosa Nostra. Cioè, se a distanza di tempo ci fossimo reso conto che quella macchina percorse altro chilometro e mezzo, arrivava alla fattoria Guddu, noi prendevamo una quindicina di persone, tutto il gota di Cosa Nostra. Però, perché ho superato felicemente questo momento? Perché mi sono reso conto, io volevo sapere chi di voi, di fronte al fatto che c'era Rina, che lo stavamo seguendo con la macchina, e che non sapevamo dove andava, e che c'era il traffico, e che se ne poteva accorgere, e poteva venire fuori un conflitto a fuoco, avrebbe deciso di proseguire con il rischio di perderlo. Che lui se ne accorgesse, che succedesse comunque un trambusto, e alla fine, ma ho concluso che nessuno avrebbe fatto, e quindi ho superato felicemente questo impasse. Però è rimasto il fatto che se io applicavo quella teoria che avevo inventato io, che cioè bisogna andare avanti fino in fondo, finiva diversamente. Mi dava la medaglia. Io la ringrazio veramente perché sta condividendo tantissime cose di quella che è stata la sua vita, e volendo anche andare avanti, perché poi già qui abbiamo fatto tantissimo, e farei un salto a un'altra esperienza, perché dopo, torno a ripetere, il massimo, cosa ci può essere di più. Lei diventa direttore del SISDE, Servizio Segreto Civile, sostanzialmente, civile interno, democratico. Quindi già conosce metà dei segreti dell'Italia: mafia, Cosa Nostra, Brigate Rosse, estremismo di destra, di sinistra, e quindi conosce veramente tutte le pagine, non solo le pagine, ma anche il retro e i sottotitoli di tutte quelle pagine lì. Inizia a operare anche nei servizi segreti per quanto riguarda la parte interna, e in particolare ha relazioni con tutti i servizi segreti. Lei prima citava quando una persona si occupava di Cecoslovacchia, di Polonia, quindi KGB, Mossad, servizi segreti della regina, i servizi segreti britannici, la CIA. Le chiedo se ci sono delle differenze fra questi diversi servizi segreti da lei che li ha vissuti, perché queste sono pagine che per noi cittadini normali sono sconosciute, no? Mentre per lei erano la quotidianità, quindi capire anche tra le righe la differenza tra i modi di comportarsi di un determinato servizio segreto, un altro. Poi io ho fatto 2 tornate dei professionali ai servizi. Prima da giovane capitano ero operativo e ero stato impiegato nel contrasto ai paesi dell'oltrecortina, e quindi alle tecniche sul terreno, che erano bellissime, le tecniche dei servizi, specialmente la tecnica era quella del servizio russo, che gli altri servizi applicavano, che l'unico difetto che aveva questa tecnica è che era ripetuta all'infinito. Quando l'avevi capita, parlavo sempre allo stesso modo. Quindi a volte andavi, diceva, aspettiamo là perché là arriveranno. Però erano veramente tosti. Quando sono andato come direttore, ho rivisto un po' tutta questa storia da un'altra posizione e mi sono fatto alcune idee precise. Intanto io sono un critico feroce dei servizi americani che non valgono nulla, e lo sostengo. Un po' venire qua anche il presidente degli Stati Uniti, le dirò che non valgono nulla. E quali sono i servizi che contano? A prescindere dal servizio israeliano, che intanto è il migliore, perché il servizio israeliano, a differenza di tutti gli altri servizi, ogni giorno
lotta per la sopravvivenza del suo popolo e non fa sconti a nessuno, di nessuna natura. Ma diciamo che gli altri servizi è gente che alla sera torna a casa, più o meno a un'ora tarda, ma torna a casa. E allora quali sono i migliori servizi? Sono quelli dei paesi che hanno una storia imperiale. E allora parliamo della Cina, parliamo della Russia, parliamo dell'Inghilterra e in un certo senso della Francia. Questi sono i grandi servizi, che hanno anche un background di centinaia d'anni dietro, che conta molto in queste attività. Noi cosa siamo? Noi abbiamo due piani per valutarci, gli operativi e la dirigenza. La dirigenza non vale nulla, ve lo dice uno che ha diretto il servizio. Viene nominato lui perché porta la maglietta mia, del Milan o della Juventus o dell'Inter, e allora nomino lui. Ma non è il migliore, non capisce nulla, non importa. Del Milan. Gli operativi nostri invece sono bravi perché hanno le caratteristiche proprio della nostra razza. Noi siamo degli improvvisatori, degli istintivi. Abbiamo la tecnica di non avere una tecnica. Cioè, io ho letto a volte, quando ero giovane, a volte si entrava nelle ambasciate altrui a prendere il materiale. E a volte si leggevano anche le relazioni di servizio. Beh, ricordo, ce n'era una del servizio russo. Parlava degli inglesi, degli americani, di tutti. Poi a un certo punto degli italiani. Non si capisce mai cosa fanno. Perché è vero. Perché arrivavamo lì e magari oggi c'eravamo noi due, poi domani c'era pure lui, e lui la pensava in un altro modo, che si cambiava. E per loro, che ragionavano sempre a schemi fissi, era una cosa... Quindi l'operativo è bravo, ma la direzione è modestissima. Mi piace sottolineare i passaggi a parte quindi quelli dei servizi sovietici, si sa, oggi sono lì, domani sono lì, andiamo lì, li troviamo. Quelli dei servizi italiani non so proprio dove trovarli. Questa è la prima considerazione semplicistica. Poi, tra una frase e l'altra, ha detto si entrava nelle ambasciate, si vedevano le relazioni, a volte si leggevano e si portavano a casa. E il brutto era che quando ti arrivava qualcuno che non era previsto, che cosa dovevi fare? Si simulava il furto. E adesso purtroppo dobbiamo anche cercare di arrivare su questo verso la conclusione, no? Però secondo me su due passaggi, poi eventualmente se mi ha saltato qualcosa volentieri, che leggendo le vostre storie mi interessano in modo particolare. Lei era ai servizi nel periodo più o meno post 11 settembre, quindi post Torri Gemelle. E io cerco di leggere le notizie, gli avvenimenti anche con una logica non semplicemente di quello che legge per vedere quello che ti raccontano, ma anche per capire, unendo i puntini, qual è il disegno più generale, no? E nel mio piccolo non mi è mai sfuggito che in quel periodo in cui gli attentati terroristici di Al-Qaeda avvenivano in tutta Europa, l'Italia ha attraversato indenne quel bruttissimo periodo per l'Europa. Lei era sicuramente in una posizione privilegiata, quindi nei limiti di quello che si può raccontare, dire, interpretare o far capire, ci può così raccontare quel periodo dal suo punto di vista, che mi verrebbe da dire, partendo dalla fine, farvi complimenti, nel senso che alla fine quante milioni di vite, migliaia di vite sono state salvate senza che fuori apparisse nulla. Quello è stato un periodo particolare. Intanto c'è anche da tener conto che la situazione italiana è affatto diversa da quella tedesca, francese o inglese. Noi non abbiamo la storia coloniale di Francia, Inghilterra e Spagna. Non abbiamo la struttura socio-economica di quei paesi, per esempio, dove ci sono le grandi concentrazioni, no? Londra, Parigi, Madrid, le grandi città e basta,
e lì si sono concentrate anche le immissioni dalle vecchie colonie di chi andava verso il paese dominante, insomma. Per cui si sono create in determinate zone del territorio francese, alcuni quartieri non sono più francesi, sono la trasposizione di un paesotto arabo portato a Parigi, e così pure a Bruxelles. Tutti hanno sentito parlare di Molenbeek, perché è un quartiere di più di 20.000 abitanti, dove praticamente ci sono solo i musulmani. E se arriva un cittadino occidentale lo guardano male. E così anche Edimburgo. Marsiglia, il 38%, all'epoca, adesso forse sarà superiore, all'epoca mia il 38% degli abitanti di Marsiglia era sì col passaporto francese, ma acquisito, e quindi erano tutti di religione musulmana e venivano dal mondo arabo. Noi non abbiamo avuto queste concentrazioni, anche perché la nostra società è strutturata diversamente. Noi siamo i figli dei comuni, del periodo dei comuni italiani. In ogni realtà, Vicenza, Ferrara, ad Ancona, ci sono delle realtà piccole in cui si sono anche poi potute concentrare elementi di altre provenienze etniche, ma non hanno mai avuto quella conformazione, quella strutturazione così complessa come è avvenuto lì. E questo è il primo punto. Poi non abbiamo l'altro problema che hanno francesi, spagnoli, inglesi. Noi non abbiamo dato il passaporto così. Noi invece in Francia, per esempio, a tutti i cittadini algerini, marocchini, tunisini è stato dato con estrema facilità il passaporto francese. Non li puoi cacciare, noi ancora possiamo cacciare, con qualche difficoltà. Bene. Ma soprattutto, e questo va da atto, per me la lotta al terrorismo è stato il trionfo della polizia italiana, perché è stata la polizia italiana, non i servizi o le grandi strutture, la Digos di Roma o quella di Vatte la Pesca. Tutta la polizia ha avuto uno sviluppo che nasce col terrorismo nazionale, poi col terrorismo internazionale, poi con la criminalità organizzata. Quando siamo arrivati a contrastare questo fenomeno, la nostra struttura, anche la più modesta, anche il commissariato o la stazione carabinieri era in grado di avere una mentalità che poteva fronteggiare questo fenomeno. Un esempio? Come si chiamava quello che è stato intercettato? I mercatini tedeschi. Sì, quello che sparò nei mercatini tedeschi. Sì. Andò in Francia, poi venne in Italia e a Sesto San Giovanni, se non sbaglio, una pattuglia di polizia, 2 ragazzotti, 24-26 anni, l'ha bloccato e ma tu chi sei? E l'hanno preso. Questo quindi per me è stato il grande trionfo, la più bella manifestazione di efficienza che abbia dato la nostra polizia e che all'estero ci riconosco. Io la ringrazio e parlerei con voi due per ore, veramente, ma è già passata un'ora e mezza. E chiedo se c'è qualcosa che vuole aggiungere sui servizi, so che ci teneva in generale, o se... Tutti hanno detto, gli americani si sono vantati di aver fatto i sequestri a fini di operazioni. Noi modesti operatori del servizio italiano interno non ce neanche li competeva. Siamo andati a prendere quelle che volevamo prendere. Io lì ci misi il mio personale, che erano interessi privati in atti di ufficio. Molti di voi ricorderanno l'omicidio del tenente colonnello Antonio Varisco. Antonio Varisco è un ufficiale dei carabinieri che lavorava a Roma al tribunale. Era noto perché quando c'era qualche problema era anche un bell'uomo, ma non sapeva neanche cos'era forse le brigate russe. E gli spararono mentre era in licenza di precongedo, si vive. Era disarmato anche intellettualmente. Varisco era il mio conterraneo, io sono di Postumia, lui era di Polo, quindi ci conoscevamo, eravamo paesani. Io mi sono messo d'impegno e quando furono identificati quelli, uno con lo Iacono sono andato in Venezuela e gli altri due
la vita al Granati e Falessi Maurizio, dopo anni li rintracciammo in Algeria. Ce l'avevo la domanda, però. Li rintracciammo in Ho la Algeria e foto. quello, io andai, mi ricordo, dal capo del servizio algerino, che era un personale da prendere con le molle, e gli disse: ce lo devi dare. No, non lo posso dare, non ce lo devi dare. Dice: no, io non lo posso dare, che figura facciamo noi che siamo aperti, siamo socialisti, però ce lo puoi espellere. No, lo posso espellere. Allora, l'indomani presi l'aereo, c'era anche lui, andammo al Cairo, parlammo col capo del servizio del generale Soliman, che poi è diventato vicepresidente con Mubarak, e gli spiegai il caso, dice: guarda, arriveranno da Algeri diretti ad Addis Abeba sul volo dall'Italia, 2 persone, bisogna trovare il modo di fermarle. E che problema c'è? No, il problema ce n'è, perché sono voli internazionali, ma che problema c'è? Insomma, c'è problema. Poi ricordo che venne, chi era il dirigente di polizia, un gambissimo, comunque, perché bisogna farlo formalmente, noi eravamo a servizio, non potevamo intervenire. Insomma, arrivò sto volo, presero il volo così com'era e senza c'era nessuna legge che lo consentisse, presero tutto il volo e dagli internazionali lo passarono ai nazionali. Dopodiché cominciarono a sentire tutte le persone, arrivano a questi due: al momento il vostro passaporto è fatto. E ce l'hai detto e noi lo riportammo. Perché? E facemmo l'operazione così. E un altro lo prendemmo, un mafioso che ci stava sull'anima, che era in Costa d'Avorio, lo attirammo in Senegal, e questa possiamo concludere con questa battuta, poi facciamo 2 risate. Questo attirato da un francese venduto che faceva tutti questi lavori per conto dei vari servizi, lo attirò e arrivò lì, c'era un conversione di Negrone che era di controllo del passaporto, individuò stranamente che il suo passaporto era falso. Allora si riuniò un crocchio di persone, chi parlava in francese, chi in inglese, alla fine gli spiegarono, questo sergente maggiore, che veniva espulso dal territorio del Senegal. E dice: segua questi signori, sempre in francese e in inglese, accompagnano e lo fanno salire su questo aereo, che era un falco, mettono a sedere sulla poltrona, si chiude il portellone, e da quel momento tutti quelli che fino allora parlavano in francese e in inglese si cominciarono a parlare in italiano. Allora questo cominciò a guardarsi così e poi il prefetto siciliano capì e disse: minchia, mi fu tiro! E lo portammo lì. È veramente un piacere ripercorrere tutti questi eventi. Infatti sì, per farle vedere che non era che le dicevo che avevo studiato per finta, avevo studiato per davvero. E io avevo previsto questa breve trittico per la chiusura, che è legato all'umanità delle persone, no? Quindi al colonnello De Donno, niente mafia, niente Cosa Nostra, niente Ross, ma semplicemente il fatto che quando Cesare Ponso, che è qui, e penso che l'applauso vada fatto a Cesare, che ci consente di avere qui oggi in generale, ha detto: viene il generale Mori. Sì, però il generale Mori senza De Donno non si muove. E allora questa storia dei vicini degli eroi, no? Comunque delle persone che hanno un ruolo ben definito e che se non ci fossero loro probabilmente non ci sarebbero gli eroi. Passando alla prosa classica, Don Chisciotte e il suo fido scudiero, più recentemente Nessuno vuole essere Robin, no? Però lei ha fatto Robin perché ci fosse l'eroe che poi noi abbiamo avuto. Com'è l'essere questa figura? Niente, ammetto di essere stato fortunato, cioè,
se dopo la scuola ufficiale il comando generale mi avesse mandato, ne so, a Venezia o a Vicenza, non avrei mai conosciuto il generale Mori, probabilmente sarei stato normale, discreto, insomma, non lo so, ufficiale dei carabinieri che ti avrebbero cacciato. Che dignitosamente forse cercava di fare il suo lavoro. La fortuna è stata andare a Palermo, incontrare il generale e creare con lui questo rapporto. Ovviamente io sono stato con lui dall'87 fino a quando poi abbiamo lasciato il servizio attivo e sfortunatamente anche nelle vicende processuali dopo, ma insomma ormai è un legame per la vita, quindi io penso di essere stato fortunato ed è stato, adesso non lo dico per retorica stupida, ma veramente un onore di aver lavorato con il generale, ecco, questo senza ombra di dubbio. Prima di passare agli ultimi due punti, lo faccio perché mi sento proprio di doverlo fare, ve l'ho detto anche prima, e noi abbiamo avuto l'occasione di conoscere un vostro uomo. E sentendo la vostra storia, oggi qui, nel nostro piccolo, con tutte le sfumature, l'ho un po' rivissuta, no? Quindi questo carabiniere che è qui e che vuole fare le cose come vanno fatte. Se non c'era lui, noi ora non avremmo risolto degli importanti problemi a Montegalda. Lui ha avuto le sue difficoltà dopo quello che ha fatto, ma che era giusto fare, e ad oggi ancora la giustizia è lì che latita, sono articoli di questi giorni, insomma. Però, come diceva lei, generale, sono le cose che vanno fatte. Io questa persona, prima ancora che questo carabiniere, lo devo ringraziare, non come Andrea, ma come sindaco, perché lui ha difeso la comunità che doveva difendere, ha fatto gli appostamenti di giorno, di notte, con la macchina fotografica sua e ha scoperto quello che doveva scoprire. Dopo purtroppo le cose sono andate come dovevano andare, come è successo in molti casi. La giustizia ancora adesso si sta domandando se delle persone che si scambiavano la mano qui sotto fossero no spacciatori, quindi siamo ancora qui. Questo io lo dovevo fare perché è un debito di riconoscenza e questa sera mi sembrava l'occasione giusta per farlo. L'altro passaggio che volevo fare, che è secondo me per me un'ispirazione, è perché Ultimo ha scelto questo nome. E Ultimo, di cui abbiamo parlato, il capitano Ultimo, ha scelto questo nome di battaglia perché ha visto in un mondo, perché ho vissuto, lui dice questo, ho vissuto in un mondo fatto di primi. E questi meccanismi di voler essere il più bello, il più intelligente, il più visibile di tutti, meccanismi che c'erano anche nel corpo dei carabinieri, a me non piacevano. Dunque scelsi di chiamarmi con questo nome, così loro, i primi, erano felici e io non avevo competitori. Tutti scoppiarono a ridere quando lo dissi. Ora non ridono più. Non contano gli ambiti o i nomi delle persone, sono le azioni che danno la misura della grandezza o la piccolezza di qualcuno. Vi invito ad andare a cercare cosa sta facendo ora il capitano Ultimo nella sua vita, perché penso che anche questo sia un pezzo di storia importante, no? Cioè uno leggerà il suo nome nei libri di storia, però andate a vedere cosa sta facendo ora il suo piccolo per le persone, per la quotidianità. All'ultima domanda per lei, generale, e poi no, non è difficile, non si preoccupi, ormai si è fatto. Però leggendo la sua storia, e gli avevo un po' anticipato prima, no? mi ha colpito perché sono colpito dalle pieghe delle cose, da quello che a volte sul quale lei non pone l'accento, però tende a far vedere che si capisca, no? Lei parla di suo padre e delle lezioni che suo padre le ha dato, in particolare quando parla di un anarchico che non vede come figura ma come persona. E poi la sua vicenda, dopo un periodo anche difficile in cui, anche qui, mi rifaccio a un nome perché anche questo mi ha colpito molto, il maresciallo Scibilla, dice: quando il generale e le donne erano là, soli, non erano soli, eravamo tutti noi.
perché noi eravamo con loro. E quando lei si è trovata ad affrontare questa vicenda, è arrivato a casa come tutti noi la sera, famiglia italiana, pasta asciutta, la moglie non parla per un bel po', e lei alla famiglia riunita a cena, come aveva ricevuto una lezione quando suo padre gli aveva detto qualcosa a cena, ridà una lezione a suo figlio sul come affrontare le difficoltà. Visto che ci sono molti giovani, e che era un po' anche l'obiettivo mio questa sera, dare dei segnali positivi, la voglia di combattere, anche se non sempre, cioè mi piace dire che noi siamo quelli che combattiamo per le cose giuste, non siamo quelli che sempre vincono, però siamo quelli che comunque il giorno dopo torniamo a combattere. Com'è questo meccanismo di trasferimento di valori all'interno della famiglia? Cosa le ha insegnato suo padre e cosa lei ha detto a suo figlio quella sera? E con questo io chiuderei, perché insomma che ormai siamo anche arrivati a una bella oretta e mezza. No, mio padre mi ha insegnato un certo modo di vivere, un certo assetto morale, non con le parole, perché le parole le ho dette molto poco in vita sua, quindi. Però se uno è attento, si guarda attorno, riesce a capire, al di là delle parole, i comportamenti. Ai miei figli, io non sono stato un padre molto presente, direi che non sono stato un padre mai presente. Quindi molto del merito, anzi tutto il merito di mia moglie. Però non l'ho mai coinvolto nelle mie vicende, per un ragionamento molto semplice. Non è che noi abbiamo corso ogni giorno pericolo di vita, ma qualche volta qualche pericolo l'abbiamo corso. Allora è inutile stare a far preoccupare la gente. Quindi quando sono successi poi tutti i processi, io non ne parlavo, ma quando ci fu il rinvio a giudizio per quella trattativa, mi sembra, ci trovammo quella sera, insomma si vede che mia moglie non poteva più. I miei figli ormai erano fuori di casa da tempo, ma quella sera me li trovai lì tutti e quattro. Io ho continuato a mangiare tranquillamente, insomma, finché mia moglie ha detto, ma insomma adesso questa storia come la mettiamo? Insomma, adesso rischi di andare in galera. Ho detto, come la mettiamo? La mettiamo che andiamo avanti, siamo dalla parte del giusto, perché io non ho fatto tutto quello di cui mi accusano, e quindi piano piano riusciremo a dimostrare la correttezza del nostro comportamento. E questo è anche un insegnamento di vita per voi. E lì è finita. Ma io, forse sono le mie origini slave, no? Che mi danno questo. A me non mi piacciono i sceneggiati, i pianti, le cose. Basta una volta a volte per fare un discorso intero, no? E soprattutto basta il comportamento delle persone. E, insomma, sono stati coerenti, quella che ovviamente ha subito di più mia moglie, ma anche i ragazzi hanno subito, anche perché vivono di relazioni, hanno un'attività di prestigio, e qualcuno gli può chiedere, ma tuo padre che è un bandito per caso o no? E sono cose che pesano, però l'hanno affrontate bene, quindi sono grato e assegno che si sono indirizzati bene. La serata si concluderebbe qui, vesto i miei panni da sindaco. Per omaggiare i nostri graditissimi ospiti. Veramente per Montegalda è stato un onore avervi qui questa sera e donerò a loro questo libro che scopro anche dona la Cesare Buonamici, perché mi ha detto che la Cesare Buonamici l'ha già regalato al generale. Me l'ha mollato sì poco tempo fa. Non so come era entrato in possesso, glielo chiederò. E prima il colonnello Giuseppe De Donno, un libro che racconta con immagini e testi la millenaria storia del nostro territorio, quale piccolo ma sincero ringraziamento per l'impegno profuso per l'impegno profuso a favore dello Stato e dei cittadini. Con gratitudine, Andrea Nardin, sindaco di Montegalda. Grazie mille.
Abbiamo il telefonino, siamo proprio... Generale, se vuole venire anche lei. Come no? Al generale Mario Mori, con stima e riconoscenza, la ringrazio per avermi dato la possibilità di fare un piccolo tratto di strada assieme. Che l'immagine e la storia di Montegalda, Monte Gaudi, Colline Felici possano accompagnare il proseguo del suo cammino. Andrea Nardin, sindaco di Montegalda. Grazie veramente. Non so se eravate dei libri, no? No. Non so se vogliono chiedervi qualcosa. Non so.